allora voltiamo pagina, parliamo di ospedale di comunità. Si tratta di un progetto decollato presso l'ospedale di Castelfranco Veneto. Castelfranco Veneto ha un nuovo ospedale di comunità. Situato al 10° piano del nosocomio castellano, ospita 30 posti letto, palestra, ambulatori e locali di vario servizio. Realizzata in 18 mesi con un investimento da parte della Regione Veneto di 1.800.000 euro, la struttura garantirà assistenza sanitaria di livello intermedio tra il domicilio e l'ospedale. L'ospedale di comunità funziona in modo molto semplice. Le persone che dopo la fase acuta hanno bisogno di essere riabilitate, hanno bisogno di essere sostenute per un periodo, 30-60 giorni. Ricordo a tutti che la Regione Veneto non fa pagare nessuno neanche il 60° giorno, cosa che invece a livello nazionale questo avviene. E il paziente arriva, può stare in questo ambiente confortevole, fare la sua riabilitazione e soprattutto tenere il caregiver, il familiare, perché c'è il posto anche letto per il familiare, la poltrona per il familiare. Quindi una situazione veramente di massimo comfort. Nel caso specifico qui vediamo anche una forte innovazione tecnologica, quindi con monitoraggio specifico sul singolo posto letto, in quell'ottica oggi di digitalizzazione, di tecnologie, di controllo da remoto che sappiamo insomma diventerà sempre più presente all'interno dei nostri ospedali. L'accesso all'ospedale di comunità è riservato a quei pazienti che sono stabilizzati dal punto di vista clinico ma che per alcuni giorni non sono ancora in condizione di essere trattati in regime domiciliare o ambulatoriale. I pazienti sono gestiti tramite la COT, la centrale operativa territoriale, che di volta in volta individua il setting assistenziale specifico per il paziente. Quindi possono essere pazienti che arrivano dall'ospedale perché sono stati ricoverati, hanno avuto un intervento, possono essere pazienti che arrivano anche dal domicilio, che hanno bisogno di un periodo appunto di stabilizzazione, possono essere pazienti insomma che hanno bisogno appunto di una transizione dopo per esempio insomma un intervento chirurgico di protesica o di altro tipo. I 30 posti letto castellani fanno parte dei 2.100 programmati in tutta la regione, di cui oltre il 60% sono già realizzati e attivi. Un'ulteriore integrazione per il comparto sanitario castellano. La programmazione regionale è una programmazione già adattata per quanto riguarda le strutture intermedie e quindi gli ospedali di comunità. Ne abbiamo programmati 2.150 circa, ne sono oggi attivi 1.250, quindi oltre il 60%. Nell'USL Marca Trevigiana ne sono previsti 300, ne sono già attivi la metà, circa 150 posti letto. Sono delle strutture importanti proprio per quell'integrazione tra ospedale e territorio. Punto di riferimento importante non solo per la comunità castellana, perché con l'Istituto Oncologico Veneto abbiamo un punto di riferimento hub a livello regionale e nazionale. Con la collaborazione con l'ULSS 2 abbiamo delle risposte ad alcune patologie, vedo quella cardiologica assieme all'oncologica, che appunto fanno del nostro ospedale un punto di riferimento importante.